Buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. A Brancaccio il pizzo imposto a tappeto a commercianti e imprenditori. A Palermo le dichiarazioni di un nuovo collaboratore di giustizia fanno tremare gli affari del clan. Romena di 63 anni, picchiata e uccisa a Gela lo scorso 17 settembre, svolta nelle indagini. In carcere il compagno quarantenne della donna. A Favara, nell'Agrigentino, si cerca senza sosta il corpo di Marianna Bello, la donna di 38 anni inghiottita dall'acqua e dal fango durante il nubifragio di mercoledì scorso. Ieri è stata trovata anche la giacca. Catania, un'altra violenta aggressione nel centro storico. La vittima è un giovane straniero picchiato selvaggiamente da altri 3 uomini. Sconosciuti i motivi della violenza. Tragedia sfiorata nell'istituto alberghiero di Siracusa, crolla il soffitto e l'androne della scuola, ma i ragazzi erano tutti fuori per partecipare alla manifestazione pro Gaza. Stamattina gli studenti hanno deciso per protesta di non entrare in classe. Un matrimonio fantasma a Messina, le nozze celebrate e mai trascritte. I 2 coniugi se ne accorgono al momento della separazione, con tanto di battaglia legale in tribunale. Calcio, operazione sorpasso dopo la sosta per le nazionali. Il Palermo ospiterà la capolista Modena con l'obiettivo di riconquistare la vetta della classifica. In Serie C il Catania si aggiudica il derby contro il Siracusa. I rossazzurri tornano alla vittoria dopo un mese. Per gli aretusei è la 7ª sconfitta in 8 gare. Apriamo il nostro telegiornale con la notizia di un nuovo pentito a Palermo, un nuovo collaboratore di giustizia nel quartiere Brancaccio. Le dichiarazioni del pentito potrebbero scompaginare il mandamento che ha nel pizzo una delle prime entrate economiche. Intanto arriva un nuovo video denuncia dell'imprenditore palermitano Giuseppe Piragno. Il servizio di Marco Gullà. Brancaccio e altri esponenti mafiosi tremano. C'è un nuovo collaboratore di giustizia, si chiama Vincenzo Petrocciani, ha 43 anni ed è stato condannato a 11 anni in primo grado nel processo al clan mafioso di Brancaccio. Petrocciani collaborerà con la giustizia ed è stato trasferito già in una località protetta. Il suo pentimento è emerso alla vigilia della sentenza del processo di appello nato dal blitz denominato Stirpe, un'operazione che ha fatto emergere uno spaccato desolante con tantissimi imprenditori messi in ginocchio dalla mafia e costretti a pagare il pizzo. Le dichiarazioni del nuovo pentito potranno sicuramente permettere di fare una radiografia ancora più definita del mandamento di Brancaccio e ovviamente procedere con altre indagini e arresti. Nonostante però alcune denunce da parte dei commercianti stanchi di dover pagare il pizzo, in tante altre parti della città il racket continua ad essere imposto, come a Mondello, stando a quello che dice l'imprenditore Giuseppe Piraino, colui che ha denunciato diverse volte i suoi estortori. Mondello paga tutta, Mondello e Partanna pagano il pizzo, a Mondello si paga il pizzo, pagano tutti, tutti significa tutti, specialmente al Valdesi. Mettetevelo in testa questo, mettetevelo in testa, pagate tutti, omertosi, veramente omertosi, deboli, e vorrei capire a chi lo pagate, perché pure i marciapiedi sapete a chi pagate il pizzo a Mondello e Partanna. Pure le piante, qua questo, se gli dici il cognome ti esce fuori. È il 2025 e il tessuto commerciale di Palermo è ancora annerito dalle richieste di Cosa Nostra. In pochi denunciano, in molti pagano e subiscono. Omicidio a Gela nel quartiere San Giacomo. Una donna di 64 anni è stata picchiata a morte dal compagno, un bracciante agricolo di 40 anni, suo connazionale. L'uomo è in carcere accusato di omicidio volontario. Servizio di Gerry Italia. Sarebbe stata uccisa al culmine di una lite nella sua abitazione di Gela, nel quartiere San Giacomo. La vittima è Veronica Abasa, 64 anni, cittadina romena. A colpirla, secondo gli inquirenti, sarebbe stato il convivente, anche lui romeno, un bracciante agricolo di 40 anni. La tragedia si è consumata nella notte del 17 settembre, al termine di una violenta lite, forse amplificata dall'alcol. I vicini, allarmati dalle urla, hanno chiamato i soccorsi, ma per la donna non c'era più nulla da fare. L'uomo è stato fermato poche ore dopo e adesso si trova in carcere. Durante l'interrogatorio avrebbe fornito una propria versione dei fatti. L'autopsia ha confermato che la donna è morta per le gravi ferite riportate durante l'aggressione. Un nuovo episodio di violenza domestica che sconvolge la città. Domani la Procura di Gela terrà una conferenza stampa per illustrare i risultati dell'indagine.
È morta in Germania, dopo quasi 2 mesi di agonia, Petra Kuhn, una turista tedesca di 63 anni che il pomeriggio dello scorso 23 luglio era stata coinvolta in un grave incidente nel centro di Sciacca, in provincia di Agrigento, quando insieme al marito ed una terza persona fu investita a piedi da un'auto in corsa. Sulla vicenda tuttora è aperta un'indagine della procura di Sciacca. Alla guida dell'auto, un Honda d'epoca, c'era un 77enne originario proprio di Sciacca. Adesso a Favara, nuovo importante sviluppo nelle ricerche di Marianna Bello, la donna scomparsa dopo il nubifragio del 1° ottobre. I vigili del fuoco hanno trovato una giacca nera riconosciuta dai familiari. Le ricerche continuano però senza sosta. Davide Sardo. Una giacca nera nel canalone tra la 9ª e la 10ª piscinetta. È l'ultimissima drammatica scoperta nelle ricerche di Marianna Bello, la 38enne di Favara scomparsa da 6 giorni dopo il nubifragio che ha devastato la città lo scorso 1° ottobre. La giacca, riconosciuta dal marito e dalla sorella, potrebbe appartenere proprio a Marianna. I vigili del fuoco stanno svuotando in queste ore le vasche d'acqua dove il capo d'abbigliamento è stato rinvenuto nella speranza che possa emergere un nuovo indizio utile. Le operazioni di ricerca non si sono mai fermate. Giorno e notte forze dell'ordine, vigili del fuoco e volontari della protezione civile continuano a setacciare ogni angolo dell'area. Negli scorsi giorni erano già stati trovati il telefonino, la borsa, una borraccia ed il portafoglio con all'interno la foto di uno dei 3 figli della donna. L'attenzione resta concentrata nella zona del depuratore di Favara, dove scavatori e idrovere stanno rimuovendo fango e detriti accumulati dal nubifragio. Un nuovo tassello dunque si aggiunge al puzzle di questa tragedia, ma di Marianna per ora ancora nessuna traccia. Le ricerche continuano senza sosta. A Piazza Armerina nell'Ennese migliorano, scusate, le condizioni della ragazza che è caduta dall'auto durante una lite con il fidanzato, riportando una emorragia cerebrale. La prognosi rimane riservata, ma c'è un cauto ottimismo sulla ripresa. I medici del reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta questa mattina hanno risvegliato la 19enne dal coma farmacologico. La ragazza avrebbe detto di ricordare tutto quello che è accaduto in quelle fasi. L'altra sera ha detto: abbiamo litigato io con il mio fidanzato, io volevo tornare a casa, lui ha detto no, voleva riaccompagnarmi, io allora ho aperto la portiera e mi sono lanciata dall'auto in movimento. Nelle prossime ore la 19enne sarà interrogata dalla polizia per capire di più su questa vicenda. Adesso a Catania un giovane straniero è stato aggredito ieri sera, i poliziotti sono intervenuti, lo hanno trovato armato e lo hanno denunciato. L'episodio riporta all'attenzione la recrudescenza di violenza nel centro storico della città. Ci racconta tutto Eva Spampinato. Un'altra serata di paura nel centro storico di Catania. Un giovane straniero è stato preso a botte da 3 persone in via Lavandaie, alle spalle di Villa Pacini, proprio sotto gli occhi delle persone che passavano da lì. I motivi ancora sconosciuti. Sono stati proprio i passanti, sconcertati da quello che stava accadendo, a lanciare l'allarme alla polizia. Quando gli agenti sono arrivati hanno visto delle persone darsi alla fuga. Il giovane extracomunitario con permesso di soggiorno è stato portato al pronto soccorso con diverse ferite, ma allo stesso tempo è stato denunciato perché lo hanno trovato in possesso di un coltello. Il pronto intervento degli agenti ha evitato il peggio, ma la preoccupazione resta alta. Negli ultimi mesi si registrano aggressioni sempre più frequenti nel centro storico. Spesso si tratta di liti tra stranieri, quasi sempre con armi in mano. Solo pochi mesi fa un altro accoltellamento in Corso Sicilia e prima ancora una lite tra posteggiatori abusivi degenerata in aggressione mortale. Andando ancora a ritroso, una donna aggredita mentre passeggiava in centro. La questione sicurezza nel centro storico diventa sempre più pressante. Cittadini e turisti chiedono più presenza delle forze dell'ordine e sistemi efficaci di prevenzione. Occorre disinnescare il clima di paura che serpeggia nelle strade della città. Proprio per la sicurezza a Catania arriveranno i droni e più forze dell'ordine, l'amministrazione comunale continua e rilancia la lotta all'abbandono dei rifiuti, all'inciviltà e alla violenza, e quindi arriveranno in campo non solo mezzi ma anche nuove iniziative dell'amministrazione comunale. Il servizio di Desiree Ferlito. A breve faremo un intervento importante con videosorveglianza, faremo un acquisto importante e speriamo che con questi accorgimenti e
confidando sempre nella collaborazione e nella sensibilità dei cittadini, possiamo migliorare. Anche droni contro gli sporcaccioni. L'amministrazione Trantino potenzia le forze in campo contro l'inciviltà e presto 20 droni entreranno in azione a Catania per presidiare il territorio dall'alto su percorso tracciato, con l'obiettivo di scovare gli abitué del sacchetto abbandonato. Altre 40 telecamere fisse agiranno invece nelle zone più sensibili della città, dove sono presenti delle vere e proprie discariche a cielo aperto, mentre altrettante fototrappole saranno spostate di zona in zona per contrastare i cumuli di rifiuti ormai presenti anche nelle aree più centrali della città. Le fototrappole, spiega l'assessore all'ambiente Massimo Pesce, agiranno con un raggio di azione di 40 metri, estrapolando il reato. Lo scatto velo-incivile verrà poi trasmesso direttamente alla centrale operativa. Queste novità aspettano la delibera del Consiglio Comunale attesa nei prossimi giorni e potrebbero essere in funzione entro un mese. Dopo l'arrivo dei 100 nuovi vigili a Catania, dunque, l'amministrazione continua e rilancia con questa importante iniziativa, finalizzata al rispetto delle regole in città, che spesso regala cartoline poco edificanti. Adesso a Siracusa crolla l'intonaco dal soffitto della scuola, l'istituto alberghiero. Per fortuna una tragedia solo sfiorata, dato che tutti gli studenti erano in corteo per manifestare a favore di Gaza. Oggi i ragazzi, l'episodio è successo venerdì, oggi i ragazzi per protesta però hanno deciso di non entrare in classe. Intanto il presidente del Libero Consorzio al nostro TG rassicura tutti, dice: troveremo delle soluzioni immediate. Il servizio di Francesco Aloi. È necessario intervenire intanto razionalizzando e utilizzando meglio gli spazi a disposizione, e tra questi avevamo già immaginato proprio di come dire, non più utilizzare i luoghi in cui è avvenuto questo crollo. Il presidente del Libero Consorzio di Siracusa di buon mattino ha incontrato la dirigente scolastica del Federico II. Venerdì mattina nell'androne della succursale in via Polibio è crollata parte dell'intonaco del soffitto. I ragazzi erano in piazza per la manifestazione pro Gaza, quindi tragedia sfiorata. È evidente che ci sono delle situazioni che ci portiamo da dietro da troppo tempo e che vogliamo affrontare con la massima celerità. Ovviamente i lavori che saranno a carico del proprietario sono stati intimati già da parte dell'ente provincia. I locali infatti sono in affitto e il crollo dimostra che c'è un assente: la sicurezza. Come ci ha detto la dirigente scolastica, la scuola è sempre stata dislocata in locali di fortuna, come i garage. Non possiamo quindi continuare a permanere in questo stato di cose. È necessario che l'edilizia scolastica curi le scuole di Siracusa, e non solo, stiamo parlando di un problema nazionale. Edilizia scolastica e sicurezza non sempre quindi vanno a braccetto. Per questo gli studenti hanno deciso di non entrare in classe. Siamo stanchi e scegliamo di manifestare, di far sentire la voce studentesca, appunto perché non ci sentiamo al sicuro nelle scuole. Questa mattina sull'autostrada A29 2 incidenti hanno paralizzato il traffico. Il più grave è quello di un tir che si è ribaltato nel tratto tra Carini e Capaci, invadendo 2 corsie. È stato ferito il conducente. Il servizio di Adelaide Barbagallo. Mattinata di passione sull'autostrada 29 Palermo-Mazzara del Vallo per 2 incidenti che hanno paralizzato il traffico in entrambe le direzioni. Il primo incidente si è registrato tra Carini e Capaci in direzione Palermo, dove un tir ha perso il controllo ed è uscito fuori strada invadendo le 2 carreggiate. L'autista di 60 anni è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato a Villa Sofia. Le operazioni soccorso hanno provocato per diverse ore code chilometriche, con il traffico che ha subito pesanti rallentamenti già da prima dello svincolo di Carini, dove è obbligatorio immettersi verso l'uscita dall'autostrada. Conclusa la rimozione del mezzo, si transiterà sulla corsia di marcia fino alla sostituzione delle barriere di sicurezza. Il secondo incidente in direzione Trapani si è verificato all'altezza dello svincolo di Mondello e ha paralizzato la viabilità in uscita, aggravando ulteriormente la situazione. La presenza di numerosi veicoli coinvolti ha costretto le autorità a chiudere i tratti dell'autostrada in entrambe le direzioni, con conseguenze immediate anche sulla statale 113.
Adesso apriamo la pagina della politica, sale la tensione all'interno del centrodestra siciliano, 24 ore dall'avvio della discussione sulla finanziaria quater, da un lato piovono gli emendamenti, ma dall'altro invece continuano le defezioni nei partiti. L'ultimo a lasciare Fratelli d'Italia è il vice coordinatore regionale. Sentiamo il servizio di Manlio Viola. Non accennano a rientrare le tensioni all'interno del centrodestra siciliano. Dopo un intero weekend occupato dalle polemiche fra Forza Italia e Fratelli d'Italia sulla riconferma di Salvatore Iacolino a dirigente generale della Sanità, arriva in attesa una debacle per il partito della Premier. L'ex vice coordinatore regionale Francesco D'Urso Somma lascia Fratelli d'Italia polemicamente e aderisce alla Lega. Parla di un partito verticistico nel quale non si ritrova più, nonostante ci abbia militato fin da quando era al 2%. Intanto sul fronte amministrativo sono circa 400 gli emendamenti alla finanziaria quater depositati in commissione destinati all'analisi dell'ultima manovra di assestamento di bilancio in aula, che sarà in discussione da domani e probabilmente nel pomeriggio. Il termine per presentare proposte di modifica è stato fissato alle 10 di domattina e c'è da aspettarsi ancora molti altri emendamenti. Se ne prevedono 1.000.000, una quantità che certamente non semplifica i lavori d'aula, considerando che la legge da analizzare conta 54 articoli e vale 240 milioni di euro. Il nodo da sciogliere anche qui è l'unità della coalizione di maggioranza. È lo stesso commissario di Fratelli d'Italia, Lucas Bardella, a dire che in aula è probabile ci sia tensione almeno nei primi giorni di analisi della manovra. Lo scontro sulla conferma di Iacolino ha acceso un confronto che era latente da tempo e Sbardella conferma che le tensioni non sono nuove. Anche sulla rete ospedaliera, dice, avevamo fatto proposte di modifica migliorative che non sono state prese in nessuna considerazione. Nel Mediterraneo si muore ancora, è la denuncia di Viviana Di Bartolo, gelese, coordinatrice dei soccorsi a bordo della nave Humanity One, appena arrivata a Porto Empedocle con 41 migranti salvati a sud di Lampedusa. 2 di loro non ce l'hanno fatta e sono arrivati cadaveri. Le parole di chi ogni giorno assiste a una tragedia che continua a ripetersi nel servizio di Gerry Italia. Nel Mediterraneo centrale si muore ancora. È successo di nuovo a sud di Lampedusa, dove la nave Humanity One ha soccorso 41 persone trovate alla deriva su un barchino in balia del vento e delle onde. A raccontare quei momenti è la gelese Viviana Di Bartolo, coordinatrice dei soccorsi a bordo della nave. Abbiamo trovato sotto bordo della nostra nave Humanity One un barchino che si trovava alla deriva tra le onde e il vento forte. Era veramente difficile lanciare le lance di salvataggio, ma anche questa operazione era molto difficoltosa, così abbiamo messo mari gommoni. Le persone a bordo erano già alcune in stato di incoscienza, erano stremate. Molti dei naufraghi provenienti da Sudan ed Eritrea avevano gravi segni di disidratazione, ipotermia e ustioni da carburante. 2 di loro sono morti durante le operazioni di soccorso. Abbiamo cercato di rianimare 2 persone, abbiamo costantemente dato ossigeno e seguito nella clinica diversi casi medici che avevamo a bordo, erano tutti in forte stato di disidratazione e di ipotermia. E avevamo tutti delle bruciature da carburante importanti. Oggi la Humanity One è a Porto Empedocle. Le salme sono state prese in carico dalla prefettura di Agrigento, mentre i sopravvissuti sono stati affidati alle autorità sanitarie. Purtroppo a mare si muore ancora, si muore di disperazione, si muore perché scappano da posti dove la loro vita è messa in pericolo, si muore perché vengono attuate delle politiche di respingimento e di restrittive nei confronti di questi flussi migratori che portano solo ulteriori morti e ulteriori naufragi nel Mediterraneo centrale. Adesso una storia singolare che arriva da Messina, un matrimonio celebrato ma mai trascritto. La scoperta di 2 coniugi all'atto della separazione ha portato tutti in tribunale, compreso il parroco e il servizio di Francesco Triolo. Davanti a quest'altare hanno detto sì, promettendosi amore eterno, un amore durato poi appena un anno. Quel matrimonio, celebrato qui nel santuario di Montalto nel 2009, però per lo Stato non è mai avvenuto perché l'atto civile non è stato trascritto dal parroco Don Lorenzo Campagna. Non ci sono quindi effetti legali e civili. Così 2 sposi non sposi sono finiti in tribunale con la donna che ha chiesto all'ex marito il risarcimento delle spese sostenute tra cerimonia, viaggio di nozze e mobili per la casa, ma il tribunale ha respinto il ricorso. I 3 giudici del primo grado, secondo grado e Cassazione hanno ritenuto
non foriera di danni per la mia assistita. Don Lorenzo Campagna, oggi 86enne, è restio a parlare. Lo fa nella sua stanza della canonica di Montalto, solo, senza essere inquadrato. E in mezzo a tutte quelle pratiche mi è sfuggito di far pervenire l'atto di matrimonio al comune. Ma tutto questo non sarebbe successo se i coniugi, da me ripetutamente avvisati e sollecitati anche dal comune, avessero effettuato la trascrizione tardiva consentita dalla legge. Ed era questa infatti la soluzione, effettuare una trascrizione tardiva con la firma dei due, ma l'uomo ha deciso di non firmare quel matrimonio, è proprio il caso di dire, non sa da fare. Evidentemente. E allora ci fermiamo per una piccola pausa, poi un'ampia pagina di calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale, apriamo la pagina del calcio, partiamo dalla Serie B che si fermerà per la sosta di campionato, il Palermo tornerà in campo domenica 19 per il big match contro il Modena al Barbera, il servizio di Marco Ulla. Dopo una notte da primo in classifica, il Palermo è tornato secondo, scalzato dal Modena che ha battuto per 2-0 l'Entella. Poco cambia, dopo la sosta, al Barbera ci sarà proprio il big match tra i rosanero e i canarini. Il 19 ottobre alle 15 i siciliani avranno la possibilità di controsorpassare il Modena dell'ex Di Mariano, titolare inamovibile della squadra di Sottil. I numeri esaltano l'operato del Palermo, soprattutto in difesa, con 3 soli gol subiti. L'ultimo segnato dallo Spezia, indolore, e che non ha inciso sul risultato finale. È importante perché secondo me con la difesa si vince i campionati. Peccato che abbiamo preso gol perché un gol che non potevamo fare, diciamo, tanto. Terminato il tour de force, il Palermo può tirare il fiato. Inzaghi ha concesso 3 giorni di riposo alla squadra che rientrerà in città mercoledì per la ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Torretta. Mercoledì sono in programma gli esami per Bani, il difensore ha sentito tirare il flessore della coscia sinistra ed è stato sostituito a metà primo tempo della gara con lo Spezia. Non sembra nulla di grave, ma le sue condizioni vanno valutate in vista della ripresa. Adesso andiamo in Serie C, il Catania ha vinto il derby per 2-0 contro il Siracusa, soddisfatto il tecnico rossazzurro Mimmo Toscano, meno Marco Turati, tecnico degli Aretusei. Per i rossazzurri è il ritorno alla vittoria dopo un mese, per gli Aretusei la 7ª sconfitta stagionale. Servizio di Marco Carli. Un gol per tempo, 2-0 finale, nessun rischio corso. Il Catania torna ai 3 punti con un piano tattico studiato in settimana ben eseguito che non ha soddisfatto i tifosi dal punto di vista del gioco, soprattutto nella fase iniziale del secondo tempo, ma che per meriti propri e dei meriti del Siracusa racconta di una partita vinta alla fine giustamente. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché secondo me hanno fatto una partita perfetta, hanno interpretato il piano gara che avevamo preparato durante la settimana, perché se non affronti il Siracusa in questa maniera ti crea sempre pericoli. I gol, l'ormai solito Lunetta aveva detto prima della partita: basta giocare, il ruolo conta poco, lo dimostra anche nel derby, 5º gol stagionale. Nella ripresa l'altro bomber, anche se di mestiere fa il difensore, Mario Ierardi, destro preciso e soprattutto l'intuizione di seguire l'azione. 3° gol in campionato. Siracusa poco, anzi nulla in attacco. 7ª sconfitta, ma soprattutto la prestazione non ha convinto Turati, nonostante una squadra che ha tenuto per diverse fasi il pallino del gioco. Noi non siamo stati assolutamente bravi e non siamo stati brillanti come in altre occasioni ad impensierire la difesa avversaria, quindi andiamo via molto rammaricati da qua. In casa Catania c'è il ritorno di Caturano, accolto trionfalmente dal pubblico, ha avuto 2 occasioni, non le ha concretizzate, ma le sensazioni, dice, sono positive. Sono molto orgoglioso di indossare questa maglia e penso che tutta la piazza se ne sia accorta, perché ci tengo tanto a dare una mano e un mio contributo a questa piazza, a questa società, a questi ragazzi che veramente se lo meritano. Il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordo che l'informazione su Antena Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Buon proseguimento di giornata a tutti.